I movimenti di traffico intanto sono in leggero aumento dall'inizio dell'anno rispetto all'anno scorso. Noi avremo due momenti critici, il fine settimana del 29-30 di questo mese e il fine settimana successivo, quello del 5-6 agosto verso est, verso le spiagge. Questi saranno i due punti critici effettivamente. Saranno questi i giorni da bollino nero lungo le strade più critiche verso il litorale, con rischio code e caos, la Treviso Mare, la Jesolana e la regionale 47 verso Bibione. Primo bilancio di Veneto Strade, prove di esito estivo per gli automobilisti diretto alle spiagge, in un momento in cui il flusso dei veicoli è già abbondante e il rischio di blocchi dietro l'angolo sotto il solleone di questi giorni. La terza corsia in autostrada è ancora un miraggio, se ne parla nel 2015, così l'unico modo per evitare le code è sapere in tempo reale le condizioni del traffico. Lo si potrà fare con le nuove 50 telecamere attivate da Veneto Strade. Gli apparecchi sono alimentati da un pannello solare e sono dotati di una batteria tampone, in modo da funzionare anche di notte nelle giornate in cui il cielo è coperto, come accade spesso d'inverno. Il sistema sarà a disposizione degli automobilisti tramite il sito www.venetostrade.it, dove sarà possibile vedere il traffico attraverso le webcam e dove sarà indicato il tempo medio di percorrenza dei tratti critici. Registrandosi al sito si riceverà anche sul telefonino un notiziario audio aggiornato sulla viabilità. Quindi l'utenza può essere informata in qualsiasi momento, da qualsiasi posto, quindi se a casa, col computer, col telefonino e via di seguito, dello stato del traffico, dei tempi medi di percorrenza, soprattutto ovviamente in questo periodo per le strade del mare, poi quest'inverno per le strade per la montagna.